Esordio casalingo positivo per la Sisset Free Volley Favara che al Palasport Giglia travolge 3-1 la Sigerio Boom Boom di Aragona. Il match, valido per la terza giornata del girone A di Coppa Sicilia, oltre ad assegnare i 3 punti al sestetto favarese, ha significato anche il ritorno dello sport agonistico nell'impianto di Contrada Pioppo. È stato bello vedere rivivere il nostro Palasport, diversi supporter di entrambe le formazioni presenti sugli spalti. Forse sarà stata l'emozione per il rientro a Favara, ma la gara per le padrone di casa inizia male, con il primo set vinto dalle aragonesi 25-21. Una volta prese le misure alle cugine, le atlete di coach Candura si rimettono subito in riga, aggiudicandosi il secondo parziale con il punteggio di 25-17. Il sorpasso per la Free Volley nel terzo set che blocca 14 punti messi a segno dalle aragonesi. Equilibrato il quarto set, un sofferto 26-24 decreta la vittoria della Free Volley che guida adesso il girone A con punteggio pieno. Già nel turno precedente aveva rifilato un netto 3-0 alla Polisportiva Lanza di Trabia. Il derby Favara-Aragona si replica anche in occasione della prima gara del campionato di Serie C in programma per sabato prossimo 2 novembre alle ore 18 sempre a Palasport Antonio Giglia di Favara. Il 2 di novembre affronteremo nuovamente l'Aragona per la prima di campionato alle ore 18, sempre di sabato. Felice di essere ritornato a Favara all'interno di questa meravigliosa struttura, di questo palazzetto e di aver visto oggi la presenza di almeno un centinaio di persone. Credo che questo sia un inizio, è un buon inizio, diciamo. Ora aspettiamo sempre che più gente ci raggiunga, che più imprenditori ci sostengano per provare comunque a portare questa squadra sempre verso l'alto della classifica.